8 anni di carcere. E questa è la richiesta del PM Nino Di Matteo per l'ex ministro delle politiche agricole Saverio Romano, conclusa la requisitoria del processo per concorso in associazione mafiosa. Accanto al titolare dell'accusa il procuratore aggiunto Ignazio De Francisci. Romano, fondatore e leader dei Popolari d'Italia di Domani, ha seguito la requisitoria assieme ai suoi avvocati Franco Inzerillo e Raffaele Bonsignore. A chiedere il rito abbreviato ammesso dal GUP Ferdinando Sestito era stato lo stesso ex ministro attraverso i suoi legali, gli avvocati Inzerillo e Bonsignore. Mi fido del fascicolo del PM, non c'è ragione per non scegliere questo rito, aveva detto Romano nel marzo scorso a termine dell'udienza. L'ex ministro è accusato da diversi collaboratori di giustizia di essere stato a disposizione della cosca di Villabate. Durante le indagini preliminari la procura aveva chiesto per 2 volte l'archiviazione per Romano, ma il GUP si è opposto disponendo l'imputazione coatta. Oggi si è tenuta la requisitoria del PM Nino Di Matteo e Ignazio De Francisci. Il 10 luglio toccherà alla difesa, rappresentata dagli avvocati Franco Inzerillo e Raffaele Bonsignore, e una settimana dopo è prevista la sentenza. Elegantemente vestito, seduto accanto ai suoi avvocati e alcuni amici, Romano ascolta il PM Di Matteo che le accusa di collusioni con Cosa Nostra, nel senso che l'ex ministro delle politiche agricole avrebbe manifestato una sostanziale riconosciuta vicinanza e disponibilità nei confronti della famiglia mafiosa di Villabate e Belmonte Mezzagno. Secondo l'accusa, un vero e proprio patto politico elettorale mafioso avrebbe unito Romano ai clan mafiosi dei paesi dell'Interland palermitano. L'accusa ha battuto a lungo sulla frase pronunciata a una cena a Campo dei Fiori a Roma, dove l'imputato avrebbe minacciato l'ex presidente del Consiglio Comunale di Villabate Francesco Campanella: siamo della stessa famiglia, scendi a Villabate e ti informi, mi dovrai votare anche tu. Si tratta del significato importante, incisivo e decisivo che spiega l'esistenza di questo patto, ha sostenuto Di Matteo, e ha proseguito: Saverio Romano non è leggero come Totò Cuffaro, che nel rapporto con i suoi amici era meno accorto. Questa frase non è dunque frutto di una leggerezza o di una millanteria, è una vera confessione stragiudiziale.